scena? Una scena che chiunque arrampichi conosce benissimo. Sei lì, alla base di una falesia, sole che picchia, guida in mano, tutta stropicciata, e cerchi di capire se la linea di spit che vedi lassù è proprio quella del disegno. Il famoso balletto. Esatto, quel balletto fastidioso per cercare la scritta di vernice sbiadita, magari coperta dall'erba. Ti spezza un po' la concentrazione, no? Totalmente. Bene, oggi ci immergiamo in un'idea che potrebbe, mandare in pensione tutto questo. Abbiamo scovato un articolo molto interessante sul blog Falesia Digitale. Lancia una proposta: trasformare le falesie in smart crugs, falesie intelligenti. E la cosa bella è che usa una tecnologia che abbiamo già tutti in tasca. Sì, ed è un connubio affascinante. Vero. Perché l'arrampicata è uno sport quasi primitivo, no? Roccia, magnesite, fatica. L'idea di metterci il digitale può suonare strana, quasi un'eresia. Esatto. Ma la cosa geniale, e l'articolo lo sottolinea bene, è che la soluzione non è complessa. È qualcosa di incredibilmente semplice, quasi invisibile. A volte l'innovazione migliore è quella che non si nota. Proprio così. Niente schermi, niente gadget strani. L'idea di fondo è: basta vernice. Si passa a programmare la roccia. E come? Con un minuscolo, economicissimo chip NFC. Per la precisione, il modello NTG213, praticamente un adesivo intelligente. Ecco, la tecnologia è quella dei pagamenti contactless, o ancora meglio, quella che trovi nei musei. Ah, giusto. Ti avvicini a un'opera, il telefono fa bip e parte la spiegazione. La tecnologia è la stessa. Near Field Communication, NFC, un chip che non ha batteria. Passivo, quindi. È passivo. Si sveglia solo quando gli avvicini il telefono. Prende da lui quel minimo di energia che serve a trasmettere un'informazione. Un dialogo istantaneo, a costo energetico zero. Ok, l'idea è chiara e mi piace un sacco, però l'articolo insiste molto su questo specifico chip, l'NTG213. Sì. Sembra una sigla per addetti ai lavori, ma pare sia la chiave di tutto. Perché proprio questo, cosa di così speciale? Bella domanda, perché è qui che si vede, l'eleganza del progetto. Non è il chip più potente, è quello giusto. Ok. Per 3 motivi. Il primo, la compatibilità. Lavora a 13.56 MHz, che è lo standard universale. Significa che funziona con qualsiasi smartphone moderno. Android, iPhone, non importa. E questo è fondamentale, altrimenti non si parte neanche. Esatto. Nessuno resta escluso. Ma il secondo motivo? Ho letto che ha una memoria che sembra ridicola, 137 byte. Sì. Cioè, oggi parliamo di giga, di tera. 137 byte sono un'inezia. Sembra un errore di battitura. Come fanno a bastare? E qui sta il colpo di genio. Sembra un limite e invece è la sua più grande forza. Ah sì? A noi cosa serve? Scrivere il nome e il grado di una via. L'articolo fa un esempio perfetto. Vediamo. Una scritta come via Topolini Ballerini, grado 7A. Quanti byte pensi che occupi? Non saprei, un centinaio? Circa 40. Solo? Solo 40. Con 137 byte non solo ci sta comoda, ma ti avanza spazio per aggiungere, che so, la data di chiodatura, o il nome di chi l'ha aperta, o un link a un sito. Quindi è un classico caso di less is more, meno memoria, meno costi. Meno costi, certo, parliamo di centesimi, ma soprattutto velocità. Ah, giusto. Con così pochi dati la lettura è istantanea. Non devi stare lì col telefono appoggiato alla roccia in una posizione scomoda sperando che legga. È un tap, un tocco. E hai l'info sullo schermo. È l'efficienza che serve in quel momento. Precisamente. Usare un chip più potente sarebbe come usare un camion per portare una lettera, uno spreco inutile. Ok, mi hai convinto. Compatibilità, memoria ottimizzata, velocità. E il terzo punto qual era? La durabilità e la riscrivibilità. Questi chip li puoi riscrivere fino a 100.000 volte. 100.000? Sì. E conservano i dati per decenni. Questo è cruciale. L'articolo dice una cosa giusta. La roccia è viva. Vero. Una presa si rompe, una via viene richiodata, un grado cambia dopo tante ripetizioni. Certo. Con la vernice correggere un pasticcio. Qui il chiodatore prende il telefono, apre un'app e in 10 secondi aggiorna tutto. L'informazione diventa dinamica, come l'ambiente. Ok, a livello teorico ha perfettamente senso, ma poi c'è la pratica. Io sono una chiodatrice dilettante e l'idea di forare la roccia mi fa sempre un po'. Certo, è un tema delicato. Ecco, come si installa questa cosa?
è invasivo. L'articolo descrive un processo che è pensato proprio per essere il meno invasivo e il più duraturo possibile. Non è che attacchi un adesivo sulla roccia. Immaginavo, verrebbe via subito. Esatto, è più un intervento di microchirurgia. Si fa un foro piccolo, sui 20 mm di diametro, e profondo appena 3 o 4 mm. Quindi un buchino superficiale. Superficiale, esatto. In un punto protetto, comodo, poi si pulisce bene dalla polvere e si mette una goccia di resina epossidica bicomponente. Ah, la stessa degli spit. La stessa, un materiale che conosciamo bene e che resiste a tutto. Si mette dentro il chip e lo si copre con un altro velo di resina trasparente, a filo con la roccia. E il risultato? Il risultato è quella che l'articolo chiama con un'immagine secondo me bellissima, una gemma digitale. Gemma digitale. Bello, mi piace. Però, aspetta, mi sembra tutto troppo perfetto. Il punto debole qual è? Voglio dire, siamo sicuri che duri? Una martellata, il gelo per 20 anni e poi, se tra 10 anni l'NFC non lo usa più nessuno, ci troviamo le falesie piene di queste gemme di plastica inutili. Domanda legittima. Anzi, giustissima. Affrontiamola in due parti. Ok. Durabilità fisica. La resina epossidica, una volta che è dura come la pietra. Ha una resistenza enorme. Per toglierla devi andar lì con uno scalpello. È un atto vandalico mirato, molto più resistente della vernice. E l'obsolescenza tecnologica? Quello è un rischio reale, con qualsiasi tecnologia, però l'NFC è uno standard così diffuso, semplice e a basso costo che è difficile immaginarlo sparire a breve. È come il Bluetooth, una tecnologia di base ormai. Ok. E anche se succedesse, il costo di questi chip è talmente basso che aggiornare una falesia tra 20 anni sarebbe comunque un'operazione sostenibile. Il bilancio rischio-beneficio pende tutto dal lato del beneficio. L'analisi del rischio ci sta. Mettiamo che la gemma sia lì, installata. Chi la programma? E soprattutto, come si evita che il primo che passa, per scherzo, mi cambi un 6A in 8C? È punto cruciale. L'articolo è molto chiaro su questo. La programmazione si fa con app gratuite, tipo NFC Tools, è semplicissimo. E per la sicurezza? La tecnologia permette di impostare una password di scrittura. Ah, ecco. L'idea è che il chiodatore, o chi gestisce la falesia, installa il chip, scrive le info giuste e poi lo protegge con una password. Quindi chiunque può leggere? Ma solo chi ha la chiave può scrivere. Esattamente. Geniale. Si crea un sistema a due livelli. Accesso universale in lettura e modifica controllata. E l'articolo fa una raccomandazione importante. Non bloccare mai il tag in sola lettura permanente. Per poterlo aggiornare, se serve. Proprio per quella natura viva della roccia. L'informazione resta sicura, ma anche aggiornabile. Bene. Tecnologia, installazione, gestione, mi sembra tutto molto ben pensato. Ma a conti fatti, chi ci guadagna? Vale la pena? Direi che è uno di quei rari casi in cui vincono tutti. L'articolo li divide bene. Partiamo dai chiodatori. Beh, per loro è una rivoluzione. Addio pennello, barattoli di vernice, scritte che colano. Installi la gemma una volta e poi ogni aggiornamento lo fa in 10 secondi dal telefono. Un risparmio di tempo e fatica enorme. Per i climber il vantaggio è lampante. Finito il balletto con la guida, arrivi, appoggi il telefono, un secondo e hai la certezza. Meno stress, più tempo per scalare. Esatto. E poi c'è il vincitore più importante. La roccia. La roccia, l'ambiente. Una scritta di vernice è brutta, ma è anche un inquinante chimico. Questo sistema ha un impatto quasi nullo. Un forellino riempito di resina è infinitamente più discreto e rispettoso. È un'integrazione, non un'aggiunta posticcia. Esatto. E poi l'aspetto economico. Un chip, dice l'articolo, costa meno di un caffè. Non hanno batterie, non hanno manutenzione. L'investimento è minimo. Insomma, migliora l'esperienza, semplifica la manutenzione, rispetta l'ambiente e costa poco. E proprio questo è il punto. È la dimostrazione che la tecnologia, se usata con intelligenza, può essere una grande alleata degli sport all'aperto, senza snaturarli. Sì, credo che la chiave sia proprio questa. L'essenza dell'arrampicata non cambia. La sfida, il movimento, la fatica, tutto quello che amiamo resta lì, intatto, sulla punta delle dita, delle mani e dei piedi, come scrive l'autore. Bellissima immagine. Questa tecnologia non si intromette, lavora a terra, nell'ombra, per eliminare un piccolo fastidio. Rende solo l'esperienza più fluida. L'articolo si chiude con una frase che secondo me centra il punto in pieno. Il futuro dell'arrampicata è digitale, ma l'anima resta invariata. Perfetta.
La tecnologia è un servizio, non è il fine. È uno strumento che migliora la nostra interazione con la natura, non un filtro che si mette in mezzo. E questo mi porta a un'ultima riflessione. L'articolo si concentra sull'applicazione più ovvia, nome e grado. Certo. Ma se questo fosse solo l'inizio, se queste gemme digitali fossero delle porte, degli accessi a un'informazione più profonda? È una domanda che apre scenari incredibili. Oggi ci mettiamo il grado. Domani? Domani. Potremmo linkare un video della prima salita, per connetterti alla storia di quella via mentre sei lì. O delle note sulla chiodatura. Attenzione, il terzo rinvio è un po' lungo. Info di sicurezza preziose. Oppure informazioni naturalistiche. Immagina di appoggiare il telefono e leggere. In questa zona nidifica il falco pellegrino, non arrampicare da marzo a maggio. Diventerebbe uno strumento attivo di conservazione, che educa il climber sul posto, in tempo reale. Esatto. Si trasforma da semplice etichetta a un punto di connessione. Quindi la vera domanda, quella che ci lascia questo spunto, è proprio questa. Fino a che punto possiamo spingere questa integrazione discreta della tecnologia per arricchire la nostra esperienza all'aperto? E come farlo mantenendo quell'equilibrio perfetto tra informazione e naturalità, senza far prevalere la prima sulla seconda? Questa secondo me è la vera sfida per il futuro.